70 anni, un tempo che non si misura con i calendari, ma con i battiti del cuore, con i sorrisi restituiti e con le mani che si sono intrecciate lungo il cammino. Era il 1955. Un piccolo gruppo di donne anziane, rimaste sole, trovò rifugio a Padova grazie al coraggio e alla visione di due persone, Don Antonio Varotto e Nella Maria Berto. Da quel gesto di cura, semplice ma rivoluzionario, nacque la prima casa dell'Opera Immacolata Concezione. Una realtà di ispirazione cristiana che nel tempo si consolida per diventare riferimento di cura e che nella fede si è fatta servizio, forgiando l'amore con gesti concreti. Accanto a loro, qualche anno dopo, l'intelligenza visionaria di Angelo Ferro portò nuove prospettive, la convinzione che il welfare potesse essere innovativo, sostenibile e generativo, di futuro. 3 persone diverse, un religioso, un imprenditore e una donna del fare, emancipata e lungimirante, si incontrarono per dare vita a qualcosa di unico. 3 innovatori capaci di leggere i bisogni del loro tempo per trasformarli in risposte, con un progetto concreto, la Fondazione Opera Immacolata Concezione Onlus. Da quel seme di amore e coraggio è germogliata la nostra fondazione, che oggi abbraccia migliaia di persone tra Veneto e Friuli Venezia Giulia ed è riconosciuta in Italia e in Europa come modello di cura e di innovazione sociale. La nostra storia, fatta di scelte coraggiose, di comunità costruite con pazienza e di porte sempre aperte, ha al centro di tutto una certezza: la persona è il cuore pulsante. Mai un numero, ma una vita intera da accogliere e rispettare. La nostra è una comunità di lavoro e di fede. Qui la cristianità diventa abbraccio multietnico e multidisciplinare. Non solo parola, ma gesti, presenza, aiuto al prossimo. Il senso più autentico di ciò che siamo. Un valore che nasce dal cuore e che ogni giorno si rinnova nello sguardo di chi opera con professionalità e di chi è accolto. La Fondazione OIC è una realtà viva, fatta di persone che ogni giorno si prendono cura di altre persone. Siamo luoghi di cura e relazione dove la professionalità e l'umanità camminano insieme. Ogni residenza, ogni servizio nasce da un ascolto vero dei bisogni, dell'anziano fragile, della famiglia che si affida, del territorio che ci circonda. Unire competenza e accoglienza, costruendo legami che danno senso alla cura e restituiscono presenza dove spesso manca. Da 70 anni mettiamo la persona al centro, con il cuore, la fede e la professionalità di chi vuole davvero fare la differenza nella vita degli altri. Dalla visione di cura prese forma la nostra missione, una comunità aperta, intergenerazionale, dove la fragilità è un dono da custodire e la longevità una risorsa. Ogni residenza è una comunità viva, aperta al territorio, un luogo in cui nascono legami che generano vita, giorno dopo giorno. Da allora la nostra fondazione ha camminato accanto a migliaia di persone con una rete viva di 12 centri servizi, non semplici luoghi di assistenza, ma veri ecosistemi generativi, dove la fragilità incontra la competenza e l'accoglienza diventa comunità, in una rete di coesione sociale che unisce persone, famiglie e territori. I nostri centri invitano a sentirsi accolti tra giardini che donano respiro, palestre che ridanno energia, musei che custodiscono ricordi, asili che intrecciano le voci dei bambini con quelle dei nonni. Luoghi di preghiera che raccolgono silenzi e speranze, memoria viva di una fondazione che nasce dalla fede e la rinnova ogni giorno. Oggi la Fondazione guarda avanti, forte di un'esperienza che si rinnova ogni giorno. Siamo passati da centri per anziani a centri servizi integrati, dove convivono ospedali di comunità, URT, hospice, nuclei per disturbi cognitivi, progetti di co-housing,
centri per l'infanzia, spazi di culto e luoghi di aggregazione. E abbiamo scelto la strada dell'innovazione, la digitalizzazione dei processi, la formazione continua del personale, la collaborazione costante con le ASL e con le istituzioni. Il nostro obiettivo è chiaro: dare risposte concrete ai nuovi bisogni delle persone e delle famiglie, costruendo modelli di cura sostenibili, vicini e capaci di rispondere ai cambiamenti. La nostra forza è la rete, una rete fatta di professionisti, volontari e comunità che condividono la stessa missione: prendersi cura ogni giorno con responsabilità e passione. Le nostre sfide sono quelle del Paese: l'invecchiamento della popolazione, la carenza di personale, la necessità di nuovi modelli di presa in carico. Ma il nostro impegno resta lo stesso: ogni giorno accogliere, curare ed innovare, con lo sguardo rivolto al domani per costruire una società più coesa e solidale. Ogni giorno, nei gesti semplici che danno ritmo alla vita, pranzare insieme diventa convivio di cura, perché in ogni piatto preparato con attenzione e amore c'è salute, progetto di vita e una testimonianza di amore che attraverso ogni gesto di servizio. Nel nostro lavoro c'è una grande responsabilità. Ogni piatto deve essere bello, buono e appropriato. Selezioniamo le materie prime fresche, studiamo ricette con i nostri nutrizionisti e le adattiamo alle terapie e alle necessità di ciascun ospite dei nostri centri servizi. Qui si mangia bene e giusto. Il cibo non è solo un nutrimento, ma è parte del progetto di vita di ogni ospite. In Fondazione Opera Immacolata Concezione Onlus, migliaia di piccoli momenti tessono relazioni. Un caffè preso insieme, una passeggiata in giardino, un laboratorio con i bambini. La nostra missione non riguarda solo la persona fragile, riguarda anche la sua famiglia. Nello smarrimento, di fronte alla malattia, al decadimento cognitivo, all'insorgere di bisogni legati all'assistenza, noi siamo l'abbraccio che allevia il pensiero. Siamo continuità, sostegno, respiro. Una mano tesa che diventa famiglia, welfare, futuro. Essere educatore in fondazione significa vivere e lavorare accanto alle persone, non davanti. L'educatore crea relazioni, stimoli, occasioni di vita quotidiana che fanno sentire ogni ospite parte della comunità. Partiamo dai bisogni della persona per rendere vere le parole coesione sociale, inclusione, intergenerazionalità, longevità come risorsa. E lo facciamo con varie attività culturali, ludiche, creative, di stimolazione cognitiva, di interscambio con il territorio, individualizzate. L'educazione e la cura per noi sono stimolazione, parola, ascolto, sono continuità e valorizzazione di una età della vita che può significare ancora molto per la persona, per la famiglia e per la società. Il valore profondo della nostra opera ci rende testimoni consapevoli di un dono prezioso, la bellezza del dono della vita, che si rinnova in ogni gesto di cura, tramandato in intere generazioni di professionisti e volontari. Quando accolgo un ospite, penso sempre che dietro ogni persona c'è una storia. Il mio compito è farlo sentire al sicuro, accolto, rispettato. Anche la tecnologia, il tablet, le procedure digitali serve a garantire protocolli precisi e sicurezza della cura. Ma ciò che fa davvero la differenza è il sorriso, la calma, la dolcezza, la presenza per sentirsi come a casa. In 70 anni abbiamo camminato accanto alla vita, passo dopo passo, seguendo i bisogni che cambiavano nel tempo. Da semplice casa di riposo siamo diventati centri di servizi integrati, capaci di aprirsi al territorio intrecciando generazioni.
sempre pronti ad ascoltare, sempre al passo con le necessità delle persone. Incontrare la Fondazione significa scoprire che non si è mai soli. Ci sono i centri diurni, spazi pensati per offrire assistenza e socialità. Un aiuto concreto e prezioso alle famiglie, grazie a percorsi personalizzati che uniscono cura, sostegno e relazione. E ci sono i nuclei Nuovi Passi, nati con delicatezza e competenza per accompagnare chi affronta il decadimento cognitivo. Luoghi in cui, attraverso la Gentle Care, si ricostruisce la realtà ricreando orientamento in un ambiente che accoglie, rassicura e restituisce dignità alla quotidianità di ogni persona. Oggi la Fondazione Opera Immacolata Concezione è parte attiva della sanità del territorio, un modello che unisce assistenza, riabilitazione e continuità della cura. L'ospedale di comunità accoglie persone clinicamente stabilizzate che necessitano ancora di un supporto infermieristico e riabilitativo, garantendo un passaggio sicuro tra l'ospedale e il rientro a casa. Attraverso la collaborazione con la Centrale Operativa Territoriale e con le USL 6 e 7, ogni percorso è costruito in modo personalizzato, nel rispetto dei bisogni di ciascuno. L'Unità Riabilitativa Territoriale offre programmi intensivi di riabilitazione motoria e cognitiva, luoghi in cui le persone ritrovano fiducia, movimento e autonomia, grazie a equip multidisciplinari che lavorano insieme per un unico obiettivo: restituire qualità alla vita. Gli Hospice Paolo VI di Padova e Guido Negri di Thiene completano la rete della presa in carico territoriale, garantendo un'assistenza clinica e relazionale di alto livello, dove la professionalità incontra la dignità e la presenza. E sono testimonianze di un nuovo modo di custodire la vita in ogni suo battito, luoghi dove l'amore si fa presenza, ascolto, tenerezza, perché la cura non si ferma mai, vive nella preghiera, nella memoria, nella luce di Dio, che unisce e rinnova ogni cosa e continua a generare vita. A questo percorso si affianca il nucleo stati vegetativi, che accoglie persone particolarmente fragili, offrendo assistenza continuativa, monitoraggio costante e stimolazioni sensoriali quotidiane. Qui la cura diventa una presenza costante, fatta di competenza, rispetto e attenzione ai dettagli, in un equilibrio tra tecnologia, empatia e ascolto. Insieme rappresentano il volto più concreto della sanità di prossimità. Un sistema integrato dove la cura non è solo risposta, ma accompagnamento, dove ogni gesto, ogni strumento, ogni sguardo contribuisce a restituire valore, dignità e continuità alla vita. In Fondazione OIC ci prendiamo cura delle persone in ogni fase del loro percorso di salute. Nell'ospedale di comunità seguiamo chi, dopo il ricovero, necessita ancora di assistenza continua. Monitoriamo parametri, terapie e riabilitazione, lavorando ogni giorno in squadra con medici e fisioterapisti. Nell'unità riabilitativa territoriale accompagniamo le persone nel recupero passo dopo passo, aiutandole a ritrovare autonomia e sicurezza per rientrare a casa. Negli hospice garantiamo comfort clinico e qualità della vita con un'assistenza precisa e attenta. Nel nucleo stati vegetativi la presenza infermieristica è costante, giorno e notte. Qui controlliamo le funzioni vitali, preveniamo complicanze e offriamo stimolazioni sensoriali quotidiane. È un lavoro molto tecnico, ma anche profondamente umano, perché anche senza parole la relazione resta, nel tocco, nella voce, nell'attenzione ai dettagli. In ogni ambito il nostro impegno è sempre lo stesso: garantire continuità, competenza e vicinanza, prendendoci cura della persona e della sua famiglia con rispetto e responsabilità. Dietro ogni progetto, dietro ogni servizio, c'è il cuore pulsante delle nostre equip multidisciplinari.
oltre 1700 professionisti, donne e uomini che ogni giorno scelgono di trasformare la missione della Fondazione in gesti che curano, in sguardi che accolgono, in un impegno che diventa testimonianza di rete, di amore, di fede e di coesione sociale. Uniti da un filo comune, tutti contribuiamo a costruire intrecci di cura, tessendo le fila di una professionalità che parla all'umanità, plasmando progetti di vita per la persona e per la famiglia. Ogni esercizio, ogni piccolo movimento è un passo verso il proprio progetto di vita. Stimoliamo corpo e mente, lavoriamo sulle capacità residue, accompagniamo la persona a ritrovare fiducia e recuperare la propria autonomia. Riabilitare per noi significa restituire il movimento, perché il movimento è vita. Non solo assistenza, ma una cura che abbraccia la vita intera, donando dignità a ogni età. Così, accanto agli anziani fragili delle nostre residenze per non autosufficienti, accogliamo anche chi sceglie i nostri co-housing per vivere la propria longevità attiva, lontano dalla solitudine. Quando sono venuta a vedere questa opportunità che ho trovato in internet, mi è piaciuto il contesto, mi è piaciuto l'ambiente, soprattutto perché questo appartamento l'ho potuto arredare come volevo io. Il calore di casa mia l'ho riportato qua. Quando esco di casa non vedo l'ora di ritornare qui a casa mia. I miei familiari hanno visto tutto il percorso che ho fatto, che non è stata una scelta, diciamo, superficiale. Quando sono venuti a trovarmi, sono rimasti sconvolti in positivo, perché non avrebbero mai immaginato che mi fossi sistemata in questo modo. Soprattutto le mie figlie e i miei nipoti hanno detto: nonna, sei in un posto bellissimo, sembra quasi che tu stia in vacanza, sembra che tu sia al mare, in montagna, ed è quello che io sento. Io qui sto bene, soprattutto sono serena. Nei nostri centri per l'infanzia i più piccoli imparano a crescere e gli anziani insegnano, con la dolcezza dell'esperienza. Ed è proprio in questo incontro che nasce il futuro, dove la memoria diventa seme per un'eredità che si fa scambio sincero. Il nostro centro infanzia è fortunato perché ha i nonni del cuore. Ogni giorno i bambini incontrano gli anziani, imparano ad ascoltarli e a giocare con loro. È una scuola speciale, dove l'intergenerazionalità è realtà viva e dove la saggezza dei nonni incontra la spontaneità dei bambini, creando relazioni che aiutano a crescere. Dietro ogni fragilità ci sono figli, nipoti, coniugi che affrontano smarrimento e paure, e Opera Immacolata Concezione Onlus è una nuova casa lontano da casa, dove trovare sollievo, assistenza e relazione. Quando una persona è accolta, anche chi le sta accanto trova forza, sollievo, respiro. Qui ci si sente al sicuro. Possiamo coltivare l'affetto senza preoccuparci della cura, perché sappiamo che i nostri cari sono in buone mani. Con la Fondazione abbiamo costruito insieme una presa in carico. Spazi accoglienti, anche semplicemente solamente prendere un caffè con il proprio familiare, con altri ospiti. Questo è il senso di comunità. In questi 70 anni abbiamo innovato. Abbiamo formato nuove generazioni di professionisti. Abbiamo scelto la sostenibilità, perché prendersi cura delle persone significa anche prendersi cura della nostra casa comune. Abbiamo imparato che la fragilità non è un limite, ma una risorsa, che i nostri anziani sono veri maestri di vita, che i nostri centenari sono protagonisti di longevità, custodi della bellezza del dono della vita. Il volontariato, massima espressione del dono, porta nelle nostre comunità ascolto, vicinanza e quella forza silenziosa che rigenera i legami e restituisce valore al tempo condiviso nelle nostre residenze. Essere volontari in UIC significa stare vicino ad ascoltare, donare tempo,
proprio come ci ha insegnato il professor Ferro. Ogni volta mi accorgo di ricevere molto di più di quello che io do. È un scambio continuo di amore e di affetto. Dopo 70 anni, il nostro sguardo continua ad essere rivolto al domani. Le sfide sono tante. L'invecchiamento della popolazione, i nuovi bisogni sociosanitari, il sostegno alle famiglie, la formazione di nuove professionalità. Ma la direzione non cambia. Accogliere la fragilità con competenza, innovazione e amore, regalando la leggerezza di un sorriso che nasce dal cuore. Celebrare questo anniversario significa dire grazie ai fondatori che hanno sognato un mondo più coeso, ai professionisti e ai volontari che ogni giorno trasformano questo sogno in realtà, agli ospiti e alle famiglie che ci affidano i loro ricordi, i loro affetti, la loro vita. La nostra storia parte da una pietra, quella prima pietra che fu affidata alla Madonna, come nell'idea dei nostri fondatori. Una fiducia che oggi continua a vivere in ogni gesto di cura, in ogni scelta di accoglienza, in ogni passo di questo lungo cammino. 70 anni non sono un traguardo, sono un viaggio che continua, perché la cura, quando nasce dall'amore, non ha mai fine. E questi nostri 70 anni sono la nostra promessa per il futuro.